stende la spoglia inumana, volta di tatto spino, e la terra attorno al minuzio sta, dalle Alpi alle piramidi, dal Lanzarote all'Esta, basta. Buonasera, buonasera. Stavo qui, ci sono anche altre cose divertenti. Io sono un attore serio e faccio le cose serie. No, tu sei un attore che fai una cosa di persona, dai, prova a fare una cosa divertente. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Sto caspite navigatore con sta moto che funziona. Noi qua ci siamo trovati perché dietro i ragazzi stanno poi preparandosi così per funzionare. Venite voi avanti, presentate. Una cosa del genere. Sì. Però è vero, no? In ogni spettacolo che si rispecchia, nei migliori teatri, anche nelle situazioni, c'è sempre il nostro guardo, un grande attore, qualcuno che sta quello che dobbiamo presentare. Noi stasera passano felici al cancello, chi possiamo dire? Beh, guardi, il cane dietro, ma sta salendo, ma alla fine stava palotto, poi. Buonasera, chi è arrivato adesso? Buonasera, l'applauso è che è arrivato adesso! No, mamma mia, ci siamo negli anni 60. No, allora, no, sta sempre qua. Ci sta sempre. Però stasera non è che non parte Pavarotti, non mi sembra il caso. No, non la mangio così. Non vado in casa. Mi sembra un'idea. Sì, sì. Vado io che vado, tu fai finta, dopo glielo diciamo, tu fai finta di essere un grande attore, io faccio finta di essere un grande attore. Tu quando presento uno spettacolo, quando però mi vedi, io vengo in intervista con un grande attore. Ah, va bene, dopo glielo dico. Viene bene, basta. Aspetta che lo prima. Sì. Io non mi devo venire. No. Io me li presento. Aspettato. Ogni spettacolo che si rispetta c'è sempre un grande attore. E qui in sala abbiamo Fabrizio Russo. A caso, l'attore in sala, quindi la dieta, lo spettacolo, le fotografie. C'è la gente che mi dove sta. Aspetta, si vede che è premassa. Già visto. Se mai visto una cosa del genere? Hai mai visto l'opera per dire che appena l'ultima vista? No, la gente lo fa lì. Un po' di ballo, emozionato, grande attore, no, fai una cosa bella. No, ma da scivola. Signore! Benvenuti a questo spettacolo! Oh mio Dio! Signori, sono davvero emozionatissimo! Mamma mia! Tengo da prendere un guardia e da tutto ospedale! Mamma mia! Io c'ho un grande attore che pensa... mi sta venendo in mano! Mamma mia! E il pathos! Sì, io non me lo prima! No! È come Fiorello con Dastinotto, man, è un one man show, cioè fai un po' di movimento e poi... Anche fanno le idee! Guarda che non fa, Buonasera ragazzi, benvenuti oggi a un grandissimo spettacolo. Io sono un grandissimo showman, sono Marlino, cantante, soldatore e presento qui con voi il grandissimo attore Fabrizio Russo. stasera nasci, hai una matata compagnia, non sei capace di fare queste cose. Va bene, visto che comunque si fa un certo anche perché abbiamo là, poi ci fa piacere che poteva andare, chiudiamo questa cosa qua in sì, diciamo, io ho scritto una cosa giusto per cominciare così, ho scritta io insieme a un altro che si chiama William di nome di Shakespeare, di c'è una cosa del genere. Vabbè, tu le scuole non le fai, giustamente. Allora mi sta salendo. No, a quanto pare era parte un po' subito, ma tu non la do. Vabbè, come lo dici? Tu mi segui. Io ti seguo, sì. Cosa aggiungere potrebbe un narratore a quanto verrà narrato dall'autore? A me non resta che sparire, fare un bell'inchino e poi svanire. Noi andiamo verso il nostro destino, che è quello di chi inizia e già finisce, di chi sboccia e poi sfiorisce.
chi vive come noi soltanto un paio d'ore, sperando in un applauso e dopo muore. Soccorsa subito, proprio un italiano non è perfetto, soccorsa subito. Al mercato. Questa notizia è arrivata al mercato? Sì. No, l'hanno venuto al mercato, ho capito. E chi stavi comprando al mercato? Un po' di spese. Un po' di spese, fiarelle, la facciamo, niente, fiarelle. No, spinaci. Spinaci che bruciato non è vero, quello dice che c'è il ferro, però pensi che c'è il ferro vero, quello si appesantisce. Ma guarda, ma quello fa bene. Va bene, quindi alle gambe, va bene, non te lo mangio perché sennò fa rumore in casa con il ferro, ma che è successo una cosa bruttissima. Mio figlio Franco sta di nuovo male con i nervi. Che questo merito mio figlio Franco. Uno ci aspetta, che ne so, tu che dici? No, adesso dico prima quando ho detto che mio figlio Franco stava male con i nervi. No, adesso prima! Ma che mi fare uscire pazza a me? No. Come è successo stamattina? Mi ha lasciato una lettera qua. Oh, una lettera, riprendi. Oh mamma mia, avanzi. Mamma mia. Sì, sono proprio male con i nervi. Sì, dice, mamma mia. Sono proprio, brava ragione mamma. Come diceva mamma. Come diceva mamma. Come diceva mamma? Mamma diceva. Mamma diceva. Piccere. A chi dicevo piccere? A te. In questo caso a te mai? Che sei sempre stata vecchia, dicevo. Piccere. A capo che stai. Continua. No, continua tu prima, capito? Lo scannetto e lo dirà prima. A capo che stai, una sfoglia. E basta. Una sfoglia e basta, sì. Oh, ricciolo, faceva pasticcere, mamma. No, una sfoglia si può. E come diceva, come rispondeva papà? È che era venuto papà. Ma ti ricordi a mamma e papà? Sì. Che non si scorda, perché c'è la fotografia a casa. Papà diceva, Catarina, che era mamma Catarina, che mi dice sì parola. Catarina, come hai ragione. Oh, fammi un po' d'acqua, fammi, però ce l'hai 2 dite d'acqua e tutta la vaccina, sì. Oh, d'altro canto me lo dovevo aspettare. Oh, povero ragazzo. Quello stava così bene con i nervi. Ora siamo di nuovo punto e a capo. Povero ragazzo. E chiuppate. Sono una deficiente. Ma se mi prendi
diceva stamattina? Ma ti ripeti? No, io ti stavo assecondando. Ma mi ha pigliato un pazzo, mi ha pigliato. Prendimi la punta. Ma quanta voce non mangi sei per te in questo video? No, ti sto parlando. Come stai contando che stai parlando con me? Non l'ho vero. Vieni per buciarti. E quante ne hai messe? 25enne. Per buciarti, che sinceramente a buciare. Non esiste. E com'è fatta? È una voce che non è... Chiatta. E com'è? È inebetita, è proprio inebetita. Che mal di testa, che mal di testa. Oh, che mal di testa. Madonna mia, mamma mia, dottore. Forse vi siete spaventati che sono arrivato alle spalle. Ma lei arriva sempre alle spalle, lei. Ma forse non mi hanno avvertito, per questo è vero. Non lo so, si l'hanno avvertita. Oh! Che succede? E c'è questo? Mia sorella Celeste. Sono io, Celeste. Non me la ricordavo. È chiaro, stamattina ha cambiato colore. Perciò, ma che non vi sentite bene? No, mi stai venendo un infarto. No, e si vede la faccia bianca, dai un po' d'acqua. Sì. Avete bevuto? Ma che è amara? Non vado più perché mi hai dato la oggi. Avete mal di testa? No, quale mal di testa? E perché me la siete bevuta? Ma non me la sto venuta, lei la signora. I prescrivi la Novalgina senza il mal di testa. E chi te l'ha prescritto? Ma come? Ah, mi siete prescritti la Novalgina senza il mal di testa? La signora è medico, non lo so. Ma qua non ci vuole la prescrizione della Novalgina. Ah, non ci vuole la prescrizione. E allora bevi! Ma perché mi avete dato la Novalgina? Sto pure a sto punto. No, ma lei stava con braccia così. Ma che c'è una paralisi a questo braccio? Cosa da pazzi? Quello ci ha messo 350 gocce. 350 Come quando ce l'ha messo? Ah, dottore mio. Oh, adesso mi sto rimettendo un poco. Stamattina è stata una paura orrenda. Orrenda, terribile. Mamma mia, dottore, sono stato veramente male stamattina. Ma lei è una cosa. Bravo! Santo Dio! Me la stava levando un'altra volta. Non ne vale che il dottore venga, ho un suo male che stamattina mi uso male con figlio Franco. Sa di nuovo male con i nervi. No. Stamattina mi ha dato la lettera, basta, prendi un po' la lettera, vieni qua, vieni a leggere al dottore. Vieni. Ma se volete la posso leggere qui? No, dottore, no, sono cose di famiglia, voglio che rimanga totale. Vieni qua, leggi la piano che il dottore non capisce. Scusate, non capisco. Non capisce. Posso leggere la lettera? Ma leggete, andiamo avanti, per cortesia. Cari mamma e papà, Questo è facile. Ma a me papà è facile, ho capito, andiamo avanti. vi mando questa lettera per comunicarvi Checco, io lo chiamo Franco, io lo chiamo Checco, fammi vedere un po'. Ah, c'è il respiro! Che respiro come? Ha detto
Su di me? No, su mamma e papà. Dica a me. No, E ho dovuto prendere atto che anche voi, come la mia cagnetta, vi ammalerete, invecchierete, morirete. Oh, perché? Piacere dato di questa lettera. Ma che sono questi toni? Leggo io adesso, se permettete. E dunque, siccome gli zii hanno tutti una certa età, potrebbe capitare da un momento all'altro che, oh mio Dio, hanno questi puntini sospensivi. no, il dottore si guarda bene, sono 3 lobuli, ha disegnato 3 lobuli, sì, sì. Ha fatto la cosiddetta allocuzione. Certo, guarda, non ci voglio neanche pensare, andiamo avanti. E dunque, qual è la soluzione? Qual è la soluzione? Una clonazione. Zio Paolo, ad esempio, piglia e muore, entra alla riserva, zia Celeste. Non ci sono problemi di questa Ma lettera. che sono state a fare? Questo è una specie di necrologio. Chi sta scritto in questa lettera? Muore. Non è che muore. Vabbè, è favorito, è favorito. Vabbè, andiamo avanti. E dunque zia Celeste che un giorno di questi il vento prende e se la porta via. Scusa, si può chiudere un po' la finestra? Ma è una metafora scema. Questa lettera è agghiacciante. Ma tutto questo solo perché è morto un povero cane. Ma non si poteva semplicemente sostituire l'animale. L'ho fatto, ho comprato 12 cani alla canetteria, come Dove siete andati? alla canetteria, come pensi, dottore, io ho comprato uno Schwarzenegger. Ma chi? L'attore americano? No, è un cane. No, quale cane? Quello recita bene, mi piace, ha fatto un sacco di film. Fai sì, no, ma dottore, quel cane nero, col pelo. E vabbè, che significano tutti quanti che abbiamo il pelo? No, il veliero no. Grazie, il veliero è una parte. No, il veliero cane, quello senza pelo, che corre, il veliero. Signor Levriero, qua vedere, Levriero. Ah, il veliero. Noi del Levriero. Con la voce, no, con la voce, la voce. Senza posto, qual è questa cosa? Dottore, lei come scrive l'avvocato? L'. Come scrive l'elettricista? L' elettricista. Beh, perché anche la povera bestia ci vuole mettere la voce? Ma scusate. Ma voi non lo scrivete con un brico? Che c'entra? Quello è un nome composto. L apostrofo ombrico se maschio. E perché c'è femmina, scusate? La femmina brica. Dottore, quindi per farvi capire, quel cane, quella specie di Brad Pitt. Scusate, mi chiederei a tutti questi. No, dottore, il Brad Pitt, quel cane vietato ai minori, il Brad Pitt. Ah, capiti, Pitbull. E sarà il cugino. E dottore, comunque, poi vista mi perduta, io ho comprato uno spinello. Sì, quel cane che si arrotola. Eh sì, ma lo conosciamo. Chi si fumica, povera bestia? Chi ha detto che si fumano i cani? Ma proprio sono proprio quei fumatori accaniti. Mio, lo spinello, ho capito, quel cane. Lo spinone, i cani spinoni. Spinone è il padre. Io ho comprato il figlio. Simpatico. E allora io ho preso la mamma, la spina. Ah, il cane da presa, ho capito. Dottore, però devo dire la verità, mi sente. Ma perché non fa il veterinario? Veterinario, sì, io fino a prova contraria a quello delle persone. Ma infatti le persone si lamentano, parlano tutti male di lei, il paese. Avevo detto, c'è chi parla bene, chi parla male. E beh, che dice? Chi parla bene di me, che dice? Che doveva fare il veterinario. Anzi, mi fa piacere. Scusate, chi parla male? Uomo anglicano!
Gino Bramieri, Piccheggiando, Totò, Macari, Walter Chiaro. E io stasera quello di citare proprio una barzelletta in omaggio a uno dei grandi maestri della pubblicità italiana, Walter Chiaro. La barzelletta va così. Una signora pugliese arriva con suo bambino per la prima volta al posto. Deve arrivare a Porta Garibaldi e non sa come andare. Si rivolge a un signore che sta leggendo il giornale di Alarco. Questo signore babbetta e ha gli tic nervosi. Nico, bellina, ma com'è bellina, com'è bellina, perché ci legno. Nico, ma com'è bellina, perché ci legno. Nico, com'è bellina, perché ci legno. Nico, dove la porta Garibaldi, chiediamo a questi signori. Scusate, buono, mi sono cirignone, come a fine d'intore, potete sapere per porta Garibaldi? Scusate, signore, vent'anni cirignone, come a fine d'intore, potete sapere porta Garibaldi? Sì, signore, vent'anni cirignone, come a fine d'intore, potete sapere porta Garibaldi? Sì, signore, che c'è mi lanci giustamente chiedete porta Garibaldi. Ma scusate, non mi dacci di niente, come a fine mi torno, porta Garibaldi. Vabbè, la vedi chi sta a me dov'è Garibaldi. Grazie, non mi dacci di niente, come a fine mi torno, porta Garibaldi. Prendetela, non ci sono gli aerei, prendete la prima sinistra, poi la seconda a destra, poi andate sempre non stanno sparando, andate sempre ritrovate una piazza, quando sempre dritte ritrovate Garibaldi. Grazie, non è stato molto gentile, la signora da indietro. E poi ritorno. Scusate, voi non mi mettacci di giorno, con mia figlia di giorno, non sapete per porta Garibaldi. Scusate, voi non mi mettacci di giorno, con mia figlia di giorno, non sapete porta Garibaldi. Sì, signore, io ogni strada che mi scrivi per 10 kg. Scusate, voi non mi mettacci di giorno, con mia figlia di giorno, non sapete porta Garibaldi. Prendetela, no, non ci sono gli prendete la prima sinistra, poi prendete la seconda destra, quando non sanno sparare, sanno dritto, poi ci dà la destra e ritorna un po', Garibaldi. Grazie, è stato molto gentile. La signora torna indietro e ritorna un'altra volta. Scusate, voi non mi mettacci di giorno, con mia figlia di giorno, non sapete porta Garibaldi. Sì, signore, io
Ma sì, la pazienza è di più. Scusate, voi non mi mettete di mio, non mi affidate di giorno, non sapete quanto cari i bambi. Prendetela! No, ma ci sono i bicchieri! Prendetela, mi passi di sbarasse! Secondo me, adesso, faccio la sangue tutta poi dico piazza, faccio la Garibaldi, grazie a voi non è stato molto gentile. Dominate la sigla che fa? Torna e ritorna al tavolo. Scusate, voi non mi piace di mio, non mi avete di giorno, non sapete quanto Garibaldi. Scusate, voi non mi piace di mio, non mi avete di giorno, non sapete quanto Garibaldi. Prendetela! Rimasti! Sostenissimo, prendetela! Guardate, dritto! Poi mi trovate una pipì! Sì! C'è proprio una pipì! Passa un anno a fare la pipì! Superate la piazza, sempre a destra mi trovate un po'. Che bambini! Cazzo! Anita! Garibaldi! Grazie, voi non è stato molto gentile, grazie! Mi ha solo dato indietro. E ritorno a casa. Scusate, voi non mi date di mio, non mi affidi di tutto, vorrei sapere quanto Garibaldi. No, sì, quante volte adesso tu basta, dovete stare attenti quando vi dico che resta. No, ma cosa ha capito? Gli avevo capito da primo momento, ma mio figlio si diverte troppo quando magari... Sì, ma lei si muova. C'è bisogno di trovarla urgentemente perché qui abbiamo un mucchio di corrispondenza da sbrigare. È già lì. E chi state aspettando? Fatela passare, no? Sì, subito. Permesso? Avanti. Ah, lei sarebbe la nuova segretaria. Benissimo. Chiudo la porta. Guardi, io l'aiuto, ma l'ha detto che con me non c'è niente da fare. Non ho capito. Capito benissimo, vado avanti. Io no. Ad ogni modo. Senti. Niente, con me ha sbagliato strada. In che senso, scusi? Io sulle sue ginocchia non mi siedo. Ma io non ho mai detto questo. Ma l'ha pensato. L'ha buttata là. Se andava. Insomma, cosa dovrei fare? Beh, un po' di tutto. Specifichi. Tutto quello che facevano i miei segretari fino a ieri, andiamo. Ma io non sono come tutte le sue altre segretarie. Io stenografo, tengo la corrispondenza e basta. E basta. E la macchina? Non ci vengo. Ma come non ci viene? Ma dove? In macchina con lei. Ma io parlo delle macchine da scrivere, questa, almeno di questa se ne intende. Mi intendo di queste cose e di nient'altro. Meno male. Allora si sieda. E guardi che ha il nastro fuori posto. Queste sono cose che non la riguardano. Ai nastri miei
iniziamo con le cause di seta. Mi dispiace ma non mi interessa. Ma interessano a me, si dia il caso che interessano alla mia vita. Perché io ci mangio, ci vivo con le cause di seta, capito? Perché le vendo. Avanti, scriva. Caro commendatore, in riferimento alla sua ultima dello scorso 18, le volevo dire che, anzi no, le comunico che, le faccio presente che, anzi, non riesco a trovare le parole. Ah, è inutile che le cerca. È inutile che le cerco. Sì, tanto come non attacca. Che stai dicendo? E non mi guardi nella scuola tutta. Ma io sto pensando ben altre cose, signorina. Avanti, scriva. Torniamo alle cause di seta. Ah, non le voglio. Ma chi gliele vuole dare? Scusi! Magari le prendessi, Ma queste sono cose di pazzi. Stai calmo e pensa che questa forse è una donna. Avanti. Scrive. Torniamo alle carte di seta. Dai, stamattina non sto capendo niente, ecco qua. Lo sapevo. A causa sua ho perso la testa adesso. Ah, lo so. È successo altre volte, ma non mi commuove. Come sarebbe non la commuove? Signorina, mi si rende conto che mi sta facendo perdere tutta la mattinata? Con lei non si combina nulla! Ah, era sicuro di combinare? Ma tu mi hai cascato male, io sono una ragazza seria. Stai calmo, pensa che quella forse non è neanche una donna. Avanti, metta tanti saluti, con affetto e a Bellone. Ma lei è un maleducato. Ma come si permette di chiamarmi così volgarmente? Ah, Bellone. No, guardi, segretaria ignorante. Bellone è una cittadina svizzera tra Lugano e Campione, ha capito? È inutile che me la descrive tanto minuziosamente. Tanto non ci vengo. Ma dove non ci viene? Ma che sta dicendo? E mi venga riguardato nella scuola. Ma che sta dicendo? Ma dove va? Venga qua! Senta qua! E scriva! Oh santo Dio! Avanti! Mi fa uscire da me, non sono più me. Avanti, metta tanti saluti, Armando Rossi, e metta l'indirizzo. No, il mio indirizzo non glielo do. Ma chi lo vuole il suo indirizzo? È mio, è mio! Ma non lo voglio, non mi interessa. Tanto io a casa sua non ci verrò mai. È passato dove vanno a finire queste cose. Andiamo a casa, beviamo un bicchiere di vino. Anzi, sa cosa le dico? Che ho capito l'aria che mi direbbe ne vado. Se ne va! Ma se ne va che la licenzio! Cortesia. Tutti così. Quando non ci stai ti licenziano. Porco! Signorina, si mette il camice, va bene? Mi raccomando, diamo un tocco di professionalità. Ricordiamo ai clienti che questo non è più la casa di appuntamenti che c'era prima, ma uno studio dentistico. Va bene, per favore. Prego, s'accomodi. Salve, un appuntamento? No, veramente un appuntamento non, però penso che è lo stesso. Le fa male? No, È gonfio? quanto basta. Prego, s'accomodi. Senta, la tariffa quanto è? Per le otturazioni? Per le otturazioni. Ma mi menzionare mi sembra siete geniali proprio, ne pensate tutto giustamente. Vabbè, per le otturazioni. Più o meno 40 euro. Precise. Boh. Facciamo 5. 5 otturazioni. 5 otturazioni, se sono 2 anni che... E preferisce la titolare o superbo? Questo non l'ho capito. Ah, ho capito, che qua c'è tutto un gioco misto, è vero, diciamo, ci sta chi viene per una cosa, per un'altra. No, cambio la titolare, voglio la titolare, perché se volevo quell'altro tipo di otturazione, signora mia.
Sa quando ne trovavi in giro? Uno gratis. Anzi, signorina, facciamo una bella cosa. Visto che la titolare credo che abbia da farla, no? Perché non facciamo la stessa cosa? Se lei vuole. No, ma io non sono all'altezza. Vabbè, sento così, dico, non sono all'altezza. No, e poi la titolare non permetterebbe mai. Ah, è un po' invidiosa. Mi fa assistere soltanto in casi eccezionali. Lei è un caso eccezionale. Questa è la voce che corre in giro. Adesso devi vedere lei se è vero o non è vero. E allora mi faccia vedere. Che cosa? Ma di cosa si spaventa? Io in 5 anni di esperienza sa quanti ne ho visti. Con a punta, a faccia, quadrati. Su apra. A questo punto. Per cortesia, non togliere la mano? Scusi, ma mi dica, Siccome ci si tira puoi mettere la mano sulla gamba. perché a lei non tira? Ma significa, ognuno c'ha i fatti suoi. Ma deve capire che quando a me tira è una cosa tremenda. È un fuoco che mi parte da dentro. Lo so. Lei non sa cosa ho fatto passare stanotte a mia moglie, povera donna. Tutta la notte sveglia, tutta la notte. Complimenti. Povera donna, non ce l'ha fatta più. Ho tirato su mia suocera. Si è sacrificata per la figlia delle capite. Sa le suocere di una volta, quella tecnica, però che pure la suocera a una certa età, c'ha più la resistenza di una volta. Alle 6 del mattino mi è crollato. Poveraccio. E sono passato alla famiglia. Pure la camerina. Brava ragazza, bravissima. Ma lei non ci può vergogna, no? Poi dopo c'è la camerina, l'ultima donna che mi è rimasta in casa con un po' di conforto. E quindi, però sa queste giovani moderne, non la tempra della suocera, è anche quella cosa, e quindi sono dovuto andare ai giardini. Mamma mia, ma proprio non conoscevo vergogna. Ma io sì, però dato libero io ho combinato di tutti i colori. Si crede. Però sa, questi giardinetti, prima mattina in freddo, si capisce Giustamente, freddo. sono dovuto rientrare. Cioè, freddo come si fa? E ho incontrato Portiere. il portiere mio palazzo, brava persona, un essere comprensivo, ma un uomo che ha capito il mio problema, portava una sua guardiola, che vuole quell'ambiente caldo, quell'uomo che ha trovato i giusti punti. Capisca, i giusti punti, ho trovato un po' di sollievo. Ho capito. Io immagino che qui lei è venuto per il marito della titolare, è vero? Generalmente mi fa tutto lui. Però anche lei. Ogni tanto pure lei per una emozione diversa. La cosa noi ci fidiamo tanto, no? Siamo amici di famiglia, perché mi farebbe consiglio di mia moglie, sia zio anche a Ho capito qui è tutta una cosa in famiglia, tutto un giro. Non metta, vuol vedere che anche sua moglie lavorava qua. quando un altro studio Similare. noi ci fidiamo tanto, figurati, mia moglie mi ha portato lei in casa. Cioè sua moglie l'ha portata qua stamattina. Dopo la moglie, la suocera, poi alla cameriera ha preso la macchina, dobbiamo andare là. Ogni volta così ho capito quando lei tira la porta qua. Noi ci fidiamo, io potrei anche un figlio. Suo figlio. 8 anni. 8 anni aveva veramente bisogno quella povera creatura. Ma è proprio una schifezza di famiglia però, mi sembra. Schifezza di famiglia, 8 anni. Ma mio figlio stava inquinato. Ma che c'è? Ma mio figlio aveva come la faccia questa cosa. Aveva l'arcata di Accada di più. ma non capisce l'arcata, lei che è? L'arcata, lei conosce il marchingegno? Il marchingegno, quello con l'arcata. Ma tu ce lo conosci? L'arcata non aveva spinta. Non aveva spinta, Aveva basta. Sì. Quindi praticamente senza spinta, così mi ha dovuto applicare
cosa che sto sognando da stanotte. Pensare su quella bella poltrona. Anche lei fa tutto in poltrona. Perché lei no? Oddio, come sono combinato io? Pure a terra in piedi. Sono 2 anni. Ma cosa hai Però io ho pensato una cosa, siccome a me il marchingegno va bene, diciamo la spinta pure, ho pensato che a me il lettino andava bene. Ma cosa sei sul lettino? Ma cosa così bella? Quella è una poltrona angolare, regolabile, fuori. E poi c'è quell'altro. La titolare. Posso essere così. Io preferisco il mare. Questo l'avevo capito dall'inizio. Anche lei. S'arrangia. È bravo. È buono, è buono. Ma che vuole che mi importi che è buono? È buono. Anche qui cosa mi importa di quella donna? Sono le mani. Ah sì, ma lei tutto il resto, Ma le mani, le mani. Affuso. Di no, come trasparente. Il giambone, per esempio. Il giambone. Giammone. Lei non sa cosa fa con quelle mani. Che cosa fa? Che cosa fa? Lo faccia. No, Ma comincia un'altra la volta. prima cosa mi mette sul lettino, me lo guarda, capisce come deve operare e dopodiché un'iniezione. Iniezione. Un'iniezione lì, Ma come? Iniezione lì. per non sentire. Per non sentire. Perché lei vuole sentire. Scusate, ma secondo me il suo cosa da fare qua? Ma allora è un masochista, lei non sa cosa va incontro, scusa, vuole sentire. Mi perdono, tutta la notte in sonno. Io ho capito il suo problema. Lei ce l'ha dedicalizzato. No, il mio finalizzato è come? E lo vuole salvare, non salvare. Certo, giusto, ma anche lei non vuole salvare. Caro mio, basta! Sono tanti anni che si prova, niente. Se l'ho pensato, a questo punto basta, l'ho strappo e via. Sì, è meglio che se lo toglie lei. Sì, io ho deciso, non voglio provare più pene. Ho capito, Basta bene. Ho capito. Se lo suono e devono mettere tutti qua, basta. Ma tutti quanti senza gli affari suoi. Il mio sta bene. Faccio strappare lei, la mostra un po' tutti. Ma per favore, ma io non devo che far strappare, lo faccio strappare lei, scusi tanto, perché ce l'ha tutto marcio, pieno di puzza, e fa pure schifo, capito? Fa schifo lei e quella puttana sua moglie che fa la puttana a Bologna. Sì, lo dico prima. Siete come una schifezza di famiglia, sporco pure quella povera creatura di 8 anni qua dentro. Sa che le dico? Io aspetto che mi lasciano la vecchiata, mi fate schifo, me ne va! Curioso. Tutta questa cosa. Per un dente. Stefano, ma che fai? No, ti vuoi calmare se non sei addormentato? Sveglia, è arrivato il notaio, parliamo del testamento, e se Cico si sveglia e sente, è capace di tutto. Ti vuoi calmare? No, prego, notaio! Buongiorno, stasera sono controllo, va bene, mi sono molto contento. D'altra parte devo molta fiducia in voi, avendo io conosciuto i vostri genitori, le normalità morali, non potevano non avere in quasi tutte le regole fondamentalmente della migliore tradizione laica cristiana. Anzi, mi si concede, vorrei meglio dire cristiana prima e laica poi. Di che si tratta? Ditemi tutto, sono apposta completa a disposizione per un massimo grado di 18 minuti esatti da fermarsi una completa concentrazione o mi evitare una spiacevole di tutte le perdite di tempo preziosa, nonché economicamente gravosa, no? Noi ci siamo messi una ventina di giorni fa, se non sbaglio, non 20 di agosto, non era giorno più giorno meno, contato sulla cartellina, vediamo, sì che esatto, 20 agosto, e in quell'occasione ho avuto il modo di aprire il mio cuore, le volontà della vostra povera e cara madre. Io ho capito, sono poveri e cara madre. Tanto se lo fanno non più comprare in silenzio. Cico sta dormendo, il testamento. Ma voi siete i padroni, voi non avete solo il diritto, addirittura avete il dovere di parlare, di esprimere il vostro dubbio, di disagio, sono venuto apposta a togliervi tutti i dubbi, a sciogliere ogni riserva, forza, dite, veramente, su!
di questo fatto qua, no? Vabbè. Dite. Che argomento devo dire? E io che ne so? Se dovevi essere andata adesso e mio fratello Enzo, guardate, certo quasi si chiedeva parlare. Io la vedo troppo sconfortato lei, Lei deve reagire. No. Non la vanno proprio. Io capisco che la perdita di una madre crea un incommabile. Lo so, ma deve farsi coraggio. Lei ha una moglie? No. Ha dei figli? No. Ed è a loro che deve pensare, per farsi forza. Enzo! Sono già passati 3 minuti e mezzo e voi continuate a intrattenervi con argomenti futili e dannosi al raggiungimento dei nostri obiettivi, no? Che sono? Che stridi, che si sveglia Cicchito! Ma dai, mi ha spiegato tutto questo, no? Ha detto sempre Enzo! Vabbè, quello si spaventa che voi siete spagnoli. Ma che fai in spagnolo? Adesso non ci vediamo in italiano con calma e vedrai che capirà tutto. Guardatevi, non guardi gli occhiali, concentrazione. Noi vi abbiamo chiamato per nostro fratello Cicco che non sta bene con i nervi. Ed è proprio per questo che vostra madre nel testamento ha scritto che egli, Francesco, il fratello più fragile dei tre, rimanga sempre sotto la vostra tutela. E noi abbiamo già iniziato tutte le pratiche per ottenere questo affidamento. Dopodiché si procederà alla revisione del patrimonio materno, no? Rigorosamente in 3 parti. No, dai, fermate qui, guardatevi la faccia. Quando vedi questa qua, la bocca si chiama, che si muove, tu non devi muovere quest'altra qua, altra bocca. Si muovono 2 bocche insieme e non si capisce. Non lo fai in Italia, guarda, in Italia. Quando si muove questa vuol dire che io sto parlando. A parte quando siamo sott'acqua sono i pesci. Però quando io muovo questa qua così, tu non devi avere questa qua così, altrimenti non si capisce. E tu fammi la tua così, io mi sono zitto con la mia così. Così. Guarda me, sì, così, no. Ci siamo capiti? Io ho capito, scusate, ma che stanno facendo con questi pupazzi? Che cos'è sta roba? Cerco di farvi capire. Ma parli, io la capisco! Dai, un po' la situazione è grave. Sì, ho capito! Noi siamo accorti che non possiamo più rispettare le volontà di nostra madre. Ho capito! Vicino al Cicco ci vogliono degli specialisti. Certo, specialisti! Medici, quelli che fanno le silipi di infermieri, come che i psicologi. Sì, io i psicoanalisti. Sì. Pure il cervello. Ma vogliamo fare tutto l'elenco della sanità, ho capito! Ho capito! Diciamo il personale medico e paramedico. Ma non che parlo medico, ci vuole un medico originale. Ho capito, Ma non basta più un camice, poi ci vuole una laurea. Senta, dite al dunque! Noi che siamo i suoi fratelli non possiamo più stare accanto. Sì. Perché io sono musicista, che ne capisco di te. Certo! Stefano poi stava sposando una donna adulta. Complimenti, è una filippina! Guarda, ma Una polacca! Ucraina, di dove? Italiana. La cameriera italiana, ci si strada! Posso cucire la cameriera? Perché scusate, che cos'è la tornatore? Spagna, una swing. Cioè nel senso di una... Complimenti! Ma la figlia stanno d'accordo. Ma scusate, non mi dico proprio. Qui chiama una casa, ti risponde la suocera e ti dice la parola d'ordine della vita. E qual è stata la ordine? Pippo Paolo e Capelluto. Pippo Paolo! Se la donna si scrive italiano. Se poi si sbaglia venire a fare la parola. Ma non sei caso, vai! Ora non ti lo passa a fare la paglione. Vai. Stefano, cosa vogliamo fare? Ma che ti ho morto un esito? No, ma cosa è interessante invece? Il numero proprio non vuole. Pensiamo a lui. Possiamo stare questo. Notare, noi vi abbiamo chiamato perché abbiamo scoperto una cosa molto grave. mamma mia, Gravissima. Assai. Molto bravo, ho capito! Notare, concentrazione. Noi abbiamo scoperto che il nostro fratello Cicco ha fatto morire nostra madre. Per non farla soffrire. Guardate. Chi l'ha usato la morfina? Avrei nascosto da mandore. Ho capito! Ma che ripetete dire? E se tu mi ripeti? Vai a fare! E pensavo che la voce di che facevo girare, ma si sente.
lingua scioccante è una bella parola. Ma quale lingua? Scioccante. Quale lingua? Enzo, scioccante. Si scrive con 2C o con la K? Si finisce. Scioccante italiano lo scriviamo con 2C. Poi lo straniero sicuro si permette una licenza. Una C e una K. Ah, sono apposta. Avete capito come si scrive scioccante? Volete che vi mando un insegnante di italiano? Che vogliamo fare? Io ho detto scioccante! Ma noi sapevamo come si scrive scioccante, sapete voi sapevate come si scrive scioccante. Scusate, ma che vi siete bevuti tutti e tutti? Io sono scosso. Troppo scosso. Vabbè, dunque, se ho capito bene, è eutanasia. A noi ha detto che è stato lui. E invece cosa ha detto? Io ho detto eutanasia. Dici che è stata la zia, E chi è? Ma saremo a morte. No! essere venuto un passo. Ma dove è morto? Grazie a te che non me Io dico che chi conosce senza di roba. Come avevi stata la zia? Non ho detto che è stata la zia, ho detto eutanasia. Ah, è una zia. No! Anzi, zia mia, eutanasia. È una zia. E silenzio, qua dire, mi mette tutto di me. Scusa, questo a casa mia è di me. Sì, a casa vostra ripetete. Ma allora visto che ripetete tutto, sapete che significa eutanasia? Bravo. Una volta lo sapevo, come la giudicato. E allora fate così. Bravo. Lascia parlare noi che ci capiamo. E se poi questo capisce tutto, poi, genio. Dunque ve lo spiego io che significa eutanasia, visto che non lo sapete. È una parola vostra, diciamo. Quindi, sapete il suo vocabolario. Dunque, eutanasia. Eutanasia significa eutanasia. No, non significa eutanasia, ve lo spiego io che significa, se no non significa niente, no! Mamma mia! Dunque, eutanasia. Sarebbe. Non è. Vabbè, è. Sì, è. Assolutamente è! L'atto. Ah, sempre quello per bere. Ma solo, ma la tuccia, la tuccia! la quattro per Ma la atto! L'atto! Ehi, la vostra atto! Ci sta a posto, per Ma come potete capire la vostra lettera, la vostra atto? Però non è esagerato, non alzate la voce. Cercate di capire a me e Stefano che stiamo cercando di sforzarci di entrare nella vostra lingua. Questo è uno sforzo esagerato. Ma quando la dico, voi sapete, va bene. Dunque l'atto va bene inteso come azione, non come si beve. Di uccidere una persona. Una persona. Vabbè, anche tu, non è sto fa una straccia, quello che si È una parola in fase di evoluzione. di uccidere un numero imprecisato di persone. Oppure che hai precisato la voce. È imprecisato il numero, non la parola. Nada. Quindi lo va la mattina, Ma voi fate lei, lo fate. Anche mi sente Però state attenti, non fate lei. Dunque ve lo spiego a voi. Eutanasia è l'atto di uccidere alcune persone, va bene? Però per non farle soffrire. È quello che ha fatto anche con vostra madre. Non me la sai già un scopo, è che ne sto dicendo una persona! E state prego, sentitevi. E Stefano, hai capito? Non in Spagna la chiamano eutanasia. Nota, mi raccomando, la massima discrezione, se non iniziare la polizia, ci seguiremo un processo, non potete sopportare! Vai piano, scandisci bene, ti sale la pressione, non capisce. Che sono scosso, perciò vado. Ho capito che siete scossa, andate avanti! Allora, se la notizia arrivasse alla polizia, cioè arriva, è negativo arrivasse. Non lo so, voi che volete che arrivasse! Arrivasse. E che arrivasse andiamo avanti! Ah, se la notizia arrivasse alla polizia, Sì! Cico, subiremo un processo, Cico sul potere, subito il potere, subito. Ma ci sono troppi poteri. Ma non dite una di quattro a cinque, ma non si capisce niente, avanti! Stefano, ma il succo qual è? E su che Cico deve andare in clinica, non deve andare alla polizia. Ok, va bene! Ora, la domanda è questa. Se Marticella in calma, se mettiamo, Cico, nota, noi siamo tre fratelli, nota. Nota, questo piccolino sono io. Cico, in clinica è facile, ospedale,
se abbiamo comunque diritto, Cioè, costruito, sai? alla nostra parte, Stefano, fa parte più facile, non ci potete fare capire. Il premio, capito? Di eredità o il testamento, Due parole, testamento. poi è finito Ah, è testamento, finito, è finito. viene immaginato, Questo non ho capito. questo è facile, quando rimane in validato. Chi l'ha fatto sciangare? E Stefano non gli dire queste cose dopo conti, lo sciancato lo sa cos'è il notaio, lo sciancato è un'altra cosa, lo sciancato lo sa, e quel giorno dici si buttano le mazzella addirittura alla volta. Chi lo sciangare? Sciangare è passato remoto, ma tu non capisci, plurale. Io sciangare, tu sciangasti, e io sciangò, sciangassi, condizionato. Cosa è pazzo? Avete capito? Ho capito. Scusate, voglio sapere solo una cosa. Dove ha studiato l'italiano vostro fratello? Ma si sta sciangando. Prego, la scuola ha chiuso definitivamente dopo di lui, è vero? Dunque la domanda nostra era chiara, bene? E già sta riuscito. Questa è opinione vostra, e qua in Italia così gesticoliamo. Guarda, Guarda, dunque, la domanda era sempre di matematica, 5 in clic. Una domanda facilissima. Dunque, le volontà della persona che ci lascia devono ritenersi semplicemente di obbligo morale, quindi non giuridico. Ma che cosa dà? Che fa? E assai grave come cosa, sono Ma che cosa? questo è un presuntuoso, non un presuntuoso, ma come dico a te? Ma non capisci lo spagnolo, capisci lo spagnolo? Vedi il povero mi ha fatto una premessa, ho fatto vedere una poi non ce la detto, no, ce la dico in italiano, tu fai, lo spagnolo, ma come ti vedi? È vero, io farti no, perché sta Io ho capito poi per cercare un po' di trovare il clima, fare la premessa, la vostra lingua, poi non ho fatto dove lo devi dare. in Italia, gli voglio sapere, a pochi ha detto che io sono spagnolo. Oh, nota, vedi in questa stanza, in quanto una parlata spagnolo solamente Chi parla spagnolo? hanno fatto una barzelletta spagnolo, faccia sempre, ne vanno solamente voi qua dentro. A barzelletta. Quando ha fatto parlare spagnolo qua tutti qua. Ho capito dove nasce l'equivoco. Quando ho detto parlare, e qua non è. Che paura. Qua non è. Ma che significa, scusate? Uno dice a parlare che è spagnolo. Ma una caduta in spagnolo, tu tra sta casa la gente che già deve l'esaurimento del giusto, battere su e si mette a parlare spagnolo. Ma guarda, sta la pista, sta mangiando, sta ma come vedi? Avraccio. Ma che scusate, ma mica sono andato a cavallo di un toro, ma che Ci mangiasse un modo. ho detto solo a parlare. E perché l'avete detto? Ma mi stanno a battuto. In spagnolo, guarda. Ma non è mio padre, è la vostra fratello. Ma perché non in spagnolo? Perché in spagnolo? Perché sono stato 3 giorni in pizza quest'estate. Questi sono altri numeri vostri. Quali robe? Ci devi andare a Abruzzo. Devi trovare i parenti. Esatto. Ma quali parenti? I vostri. Allora, senti, io non ho parenti in Spagna. Ah, ho capito. Cioè, solo voi siete spagnoli, diciamo. Ma state scherzando? Capito? State scherzando? Scusa, no, sono morti tutti i parenti. Ma che sono morto dei parenti. Ah, i miei parenti stanno tutti bene e sono tutti italiani. A tu nonna, no, Nini. Io. Cosa c'è questo fatto caso di sei spagnolo? Senti, lei la deve smettere di dire che io sono spagnolo. Mi guardi negli occhi. Lei deve dire io sono italiano. Io sono italiano. No, io sono italiano. Senta, dica che io sono italiano, lo dica. E già fanno contenti. Ma che ne fa con quello? Sei italiano. Ma come la mia sta fissazione o cosa? Io sono italiano, nato in Italia, ho genitori italiani, vivo in Italia dalla nascita, 3 giorni di pizza divento spagnolo. Dite, adesso dite, mi dite una cosa. Ma siamo sicuri che il Cico è l'unico che non sta bene in questa casa? Guarda. Io sono scosso. Bene, voi siete scosso. Qui invece sto parlando te. A me mi sta la musica. Io ho scritto un pezzo che saremo quest'anno che ha finito tutto. Allora, ve lo posso far sentire? No, grazie. O faccio sempre simpatia con una cashback ci devi. La canzone.
Lasciamo stare. Dunque ve lo spiego in altre parole, va bene? Non facciamo anche le parole Cambiate che non... visto che non capite. Allora, diciamo così, concentrazione. La condizione che vi obbligherete a vivere con vostro fratello Francesco è da ritenersi semplicemente un desiderio della defunta, che voi potete più o meno rispettare, senza per questo cambiare la possibilità di dividere il testamento in parti uguali, e cioè 3 parti uguali ai 3 discendenti diretti, eccetera, eccetera, eccetera. Nota, guardate qua. Bravo, Sì. È cintura di karate. Ah, sì, veramente, complimenti. Di che colore? Marcone, Ah, chiaro, non è chiaro. bene. Io sarei giunto a una conclusione. Nella vostra famiglia si è sviluppato tutto tranne il cervello. Fatto fare i nostri giochi, li abbiamo messi a posto oggi, ma vogliamo la risposta. Ma perché avete fatto un'altra domanda che mi sono perso? Non mi sarei mai permesso, la domanda era sempre se possiamo metterci il dito in clima. Io la risposta l'ho data. Sì. Non avete capito. La verità. Voi avete capito? La prima parte ma ci sta Che cosa avete capito della seconda parte? eccetera, eccetera, eccetera. Ma come se fa impossibile? A me non è mai capitato una cosa del genere, dovete credere. Ma neanche a noi, la prossima volta non mi chiamiamo. Ma la prossima volta mi ci vedete, la prossima volta in questa casa. Ma mangia sai, non lo so più. Non lo so, parliamo. Non lo so. Cerchiamo di. Proviamo. Fuori in mezzo. Facciamo da fuori in mezzo, non capite niente. Ecco. Più facile così è impossibile. Livello basso. Livello basso. Livello basso, questo è il primo livello di spagnolo. Se non capite che è, concentrazione però. E fa fatto dei giochetti di cosa? Concentrazione, Fai i giochetti e lui che se ne accorge. Non fare i giochetti. non facciamo i giochetti. Prego, che parla la canzone. Fermo. Esorto. Voglio passare un po' come sto venite, Ma si può non attaccare, che esagerato. ma dice dove sei, cosa dici? Le lite italiane. Figli, potete? Le lire belle. No, i soldi, ve li potete, le lite. E figli, Ho detto prima i soldi. Sono le lire, potete, Ho detto prima i soldi. Nota. Ma come l'euro come funziona? voglio dire se c'è il cambio non confondi. Fermi. Semplifichiamo. Allora, esorto. Ventutito. Ah, tronco. Tronca. Piglia. Ah, abbiamo comunque diritto alla nostra parte di vita. Sì, però c'è l'ultima postilla che aggiungo io. Ve ne dovete comprare tutte medicine, tutte e due. Ma normale ci vanno giornalisti in spagnolo, c'è la crisi, non fa niente. Ma sapete che Napoli è stato dominato dagli spagnoli? Vabbè, è stata dominata anche dai francesi, allora. Però visto c'è quella bella canzone che uno fa sempre quella canzone che la chiama francese. Nota, la domanda che non mi fa. Da quando stanno in voi, dove abitano? A Napoli. Napoli, basta. Certo, parti in che senso? Sono civili voi che ha trovato la strada. Via Roma. No. Non ci sta più che vero Stefano. Oggi è una becca grande. Perché ci stai strano, è vero, è cambiato. Cambiamo, siamo più via Roma, ma siamo via Roma. Ma dai, sta posto non è arrivato. Non abbiamo capito. Non ci sta niente di strano. Sì, non si chiama più via Roma, si chiama via Non ha pescato tutte bene. Via Toledo. Aspetta. Via Toledo. Quanti? Spagnoli.
Pronto, pronto. Chi è? Ernestina. Ernestina chi? Signora, Ernestina chi? Ah, la sorella di Anacleto. Ma Anacleto chi? Signora Anacleto chi? Ah, sì, no, non la conosci. Ma chi vuole, signora Ernestina? Signora Ernestina, non la conosco, no, chi vuole? Zia Maria. Zia Maria è morta, signora, No, sì, come è morta? Una mattina, sì, si è svegliata, è andata in bagno, è morta, sì. Dica a me che, parli con me che sono il nipote. No, ma quale dote? Signore, io sono il nipote! Dica a me, può dire a me. Perché non può dirlo a lei? Signore, è morta, zia Maria, è morta. C'è morto Ulderico. Oh mio Dio, è morto Ulderico, signore, che notizia. Ecco, è morto quando? Stamattina? No. Ecco, come è morto? Nel sonno, Maria. Quello dormiva sempre. Ma io lo dicevo, ma che dorma a fare? No, sì, i figli li avete avvertiti? No, ma chi si è divertito, signore? I figli li avete avvertiti? Sono morti all'unisono. No, quando signore, all'unisono, signore. Oh mio Dio, che giudizio, figli. E poi il fratello avete avvisato, il fratello è paralizzato. È andato a finire col femore sul chiodo. C'ha un chiodo nel femore, cioè è paralizzato. Oh madonna mia, e la sorella, quella che non c'ha nessuno, la sorella è ricoverata, la sorella. Pure la sorella è ricoverata. E poi chi gliele fa le faccende? Il cane, chi ce l'ha il cane? Jack è stato investito sotto un gallo. Ma proprio, signore, ma che notizia alle 3 di notte, e mo chi c'ha? Adelina. No, signore, è morta Adelina, ma come non è morta? Io l'ho vista, stava nella bara. Ma chi deve imparare niente? No, chi impara? No, la Adelina stava nella bara, sì, l'ho vista, aveva gli occhi chiusi. Ma come che c'entra? Sì, l'ho toccata, era gelata, sì, è morta. Signora, però è morto Ulderico, signore, che notizia a quest'ora, mi raccomando, signore Ernestina, non avvisi il nonno, per il fatto del cuore. L'hanno ingessato, il nonno, e quando? Stamattina, e guarda che cosa? Al braccio. Quale braccio? Il destro. No, signore, quello il destro non ce l'ha, il nonno c'ha solo il sinistro. Sì, signore, come non io qui? Sì, perché l'ha perso in guerra, mi è scoppiato la bocca. Ma come no? Sì, il nonno Aldo. Ma chi è il nonno Aldo, signore? No, signore, ma chi lo conosce a sto nonno? Signore, scusate, Ernestina, mi sente, signor Ernestina? Che numero ha fatto? 570 43 22 no, signor Ernestina, ha sbagliato, qui è 23, sì, ha sbagliato il numero, mi ha disturbato, no, quando mai, no, io dormivo, no, signora, a quest'ora di notte, quando mai, stavo saltando, non mi preoccupate, no, chiami quando vuole, sì, chiami quando si figuri, arrivederci, ma va.
chiamata così, capito? Oh, dica che l'ultimo giorno di lavoro, oh, basta, vai se non hai tutti mangiati, bene, guarda, guarda come mi allora, non mi cazzo. Sì, c'era uno messi un poco più pesante, quello fa un lato di pazzi. Allora, mi stai vedendo come si dice? Quello fa caldo, lasciamo bene. È professionale, Io sono professionale, ma qua fa caldo, vero? si spinge. Buongiorno, salve, e noi veniamo direttamente da Cinecittà e stiamo cercando delle comparse per girare un film. Pagando molto bene. Adesso vi spieghiamo il soggetto e poi vediamo di inquadrare i personaggi. Allora, in pratica è la storia di 3 compari che sono seduti in un chiostro e all'improvviso arriva un uomo della malavita organizzata che spara a uno di loro. Bene, allora ci servirebbe uno che abbia la faccia del cattivo. Cattivo, sono un cattivo. No, facci, ma Io sono un fedele. Allora questo va bene, sì, va bene. Venga di là cortesemente. Io mangio a parte. Noi ci serve la faccia di un genutto, un bonaccione, un po' pensacchiotto, molto pensacchiotto. Lei è perfetto. E poi mancano 2 compari. siamo noi. Siete voi, perfetto.
salutarvi, vogliamo ringraziarvi perché in effetti andiamo spesso anche in altri posti oltre che Napoli a fare spettacoli, però un calore come stasera difficilmente si vede e quindi vi vogliamo ringraziare, a parte la comunità di San Felice a Cancello che ci ha accolto veramente qui questo bellissimo convento che da poco è stato ristrutturato, quindi è veramente un bijou che poi è un piccolo gioiello che attraverso lui è spagnolo, non capisce. Prima di salutarci e darvi qualche comunicazione, perché ci fa sempre piacere, vorrei invitare l'artefice di questa collaborazione per cui noi siamo qui stasera, il vostro faro, padre Enrico Moscetta. Siete contenti? Benvenuto! Va bene? Allora, Era quasi, nel momento, più forte! Siamo passati dalla rianimazione alla animazione. Bene. Torniamo. Allora, questo è un segno di amicizia molto forte, ha un nome, tutto è originato da Alessia. Alessia, la bambina albanese che va sempre meglio. Noi siamo andati con un pullman a trovarli e lì ci hanno conquistato. Quindi ci siamo mantenuti in contatto e continueremo a tenere questo contatto. Noi andiamo a trovare loro vengono a trovare noi e quindi penso che la Madonna della Divina Provvidenza i miracoli li fa. Ha trasformato l'acqua in vino! Bravo! Brava! Bene, allora diteci un po' cosa farete prossimamente. Grazie caro. No, sembra veramente Sanremo, poi manca solamente la maglietta bionda, questa Sanremo. All'entrata abbiamo distribuito, grazie a una ragazza del nostro staff Erika e grazie anche a Maurizio che è un tuttofare, dov'è Maurizio? Maurizio, alza la mano. Maurizio, è fuori? L'avete cacciato? Non può stare qua Maurizio, questo lavora tutta la giornata. No, vabbè, a parte gli scherzi, vogliamo un'altra cosa ancora, salutare un nostro componente della compagnia che è molto discreto, infatti si mette sempre in prima fila quando viene a vederci agli spettacoli, il nostro scenografo luci, audio, mixer, factotum, Corrado Le Palo. Portaci a mangiare. No, avete avuto quelle brochure dove presentavamo lo spettacolo, abbiamo presentato i nostri spettacoli che abbiamo fatto precedentemente, adesso per noi che siamo una compagnia giovane, ci chiamiamo, stiamo cercando di smettere, Napolino Fornini veramente, come lo spettacolo che avete visto stasera, siamo in cartellone a dicembre al Teatro Immacolata, che è un teatro che è a Napoli, a Como, un teatro che è molto molto emergente e abbiamo la fortuna e la bravura di entrarci in questo cartellone. Come Padre Enrico ci ha detto prima, voi, può darsi anche qualcuno che è in sala oggi, ci è venuto a trovare a dicembre, ha visto lo spettacolo e magari qualcosa si ricorda, è rimasto contento, speriamo, altrimenti poi non fa niente, a casa. Quindi magari si può ricambiare questa cosa, noi siamo molto contenti di avervi come ospiti perché anche in quel caso affianchiamo sicuramente il Celle la Corà, che loro sappiano cosa sia, che è attraverso Celle la Corà che abbiamo aiutato Alessia, oltre che affiancheremo Teleton, che quella settimana lì, la settimana di Teleton a dicembre, quindi chiaramente l'incasso, a parte le spese che abbiamo, andrà devoluto a queste cause benefiche, quindi vi aspettiamo, dandovi chiaramente tramite Padre Enrico i giusti contatti, numerosissimi a dicembre. I contatti li abbiamo segnati col titolo la brochure, sono contatti Facebook, contatti mail, ma telefonicamente Padre Enrico con me scendiamo ogni mattina, ormai è un contatto fisso, quindi non c'è problema, si può organizzare un altro pullman, un'altra cosa e noi vi diamo la possibilità di arrivare. È uno spettacolo comico, è una commedia napoletana, scarpettiana, quindi da domani cominceremo a lavorare su questa cosa qua e quindi è un piacere avervi a dicembre con noi. Poi, chiaramente, visto che noi siamo adesso veramente affezionati,
verremo a riprodurre qualcosa appena quello che i tempi saranno abbastanza propizi, sicuramente l'estate prossima, anche qui da voi. Quindi facciamo una e ci vediamo sempre in coda e ci fa piacere avervi a dicembre, va bene? Vedo qualcuno che se ne va, salutiamo la mamma, battuta finale vorrei fare Nicola Tedesse con una sua perla, in modo che possiamo in qualche modo affrontare. Sì, insieme è meglio, questo lo pensa Dio, lo pensiamo noi e soprattutto questa amicizia che cresce. Il nostro fondatore diceva: da voi con gli altri insieme dipende ogni mio bene. Io lo prenderei proprio come uno slogan. Da voi con gli altri insieme dipende ogni mio bene, diceva il fondatore. Quindi vi avviso che domani, domenica, 8:30, 11 e 18:30 le Sante Messe. La processione inizia alle 16 da Ponti Rossi, poi la Santa Messa alle 18:30, segue lo spettacolo musicale con Pamela Paris e Nando Iannuzzi, però l'introduzione sarà fatta per 10 minuti da due sposi che inizieranno lo spettacolo così. Allora, augurandovi una grandissima festa domani, una chiusura di questa festa, noi ci piace chiudere così, padre. Vediamo se anche lei prende spunto da questa nostra cosa. Popolo di Santa Felice al cancello, popolo, mi dovrei mettere lì sotto a fare questa cosa. Sì. Se vi siamo piaciuti, poi ne siamo 12, 14, noi siamo 6 con tutta la delegazione, ditelo in giro, venite a dicembre, ci vogliamo bene, va bene? Nel caso in cui non vi siamo piaciuti, è chiaro, dopo fate. questa l'hanno detta pure l'altra volta, grazie, grazie mille.